Buona giornata, ben ritornati con noi in diretta. Ben ritornato anche il presidente di Confesercenti Nicola Rossi, grazie di essere qui Buongiorno. con noi. Tra l'altro anche organizzatore di fiere nel settore dell'antiquariato e dell'arte, e ci interessa anche questa sua duplice veste perché riguarda tutto un ambito di commercio molto importante, commercio per investimento, commercio ordinario, quello della categoria, e vediamo di capire se ci possono essere delle strategie che alla luce di una politica governativa che deve partire prima o poi, perché non possiamo restare in una fase di stallo in eterno, potrebbero essere adottate. Le categorie produttive hanno fatto le loro istanze, quelli che erano i candidati, hanno fatto delle richieste precise e adesso vorrebbero anche delle risposte. Vediamo di capire quali possono essere le risposte. Intanto le iniziative continuano, non da ultimo un'iniziativa molto particolare che sta proseguendo con dei buoni risultati, se non altro questa c'è da dire, è quella della raccolta firme per le chiusure domenicali. Allora, partiamo proprio da questo punto, poi via via andiamo in crescendo nella politica generale. Che iniziativa è? Vediamo di sensibilizzare anche chi ci ascolta. Assolutamente, Libera la Domenica è un'iniziativa che nasce dal bisogno, dalla necessità che come dire, la domenica torni a essere fruibile per gli operatori del commercio. Bisogna fare un po' di cronistoria. Il governo Monti nel dicembre 2011, a seguito di uno studio che più o meno diceva che in caso di una liberalizzazione totale del commercio, cioè H24, 365 giorni l'anno, avremmo avuto una crescita nei consumi di 3-4 punti percentuali. Allora il governo Monti ha emesso un decreto che liberalizza il commercio negli orari di apertura. In realtà le cose sono andate in maniera diversa, non abbiamo avuto una crescita dei consumi interni di 3-4 punti, ma abbiamo avuto una perdita nel 2012 di circa 8 punti percentuali. È stato un dramma. Tra l'altro una spesa anche maggiore, c'è anche questo. Sì, è stato un vero, ma il dato più allarmante per il piccolo commercio, che poi il piccolo commercio, il commercio di vicinato, che esprime la qualità della vita che noi oggi conosciamo, cioè quel servizio diffuso sul territorio e quella fruibilità che hanno i cittadini a tutti i livelli e in tutte le aree. Bene, quel commercio di vicinato sta subendo dei gravi colpi. Da una parte la crisi che crea, la crisi, gente che soldi ne ha sempre meno in tasca, una roba che i nostri politici non vogliono capire, che il cittadino ha sempre meno soldi in tasca. Vuoi perché il numero dei disoccupati è in aumento? Stiamo toccando i record, no, della disoccupazione. Assolutamente sì. Vuoi perché il numero di ore di cassa integrata ormai è andato alle stelle, 1 miliardo di ore, per cui chi è in cassa integrazione spende meno, chi è disoccupato direi che spende molto meno. All'osso praticamente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che spendendo meno, compra meno, se compra meno c'è un calo dei consumi, se c'è un calo dei consumi c'è un calo inevitabile in un secondo momento, ed è già avvenuto, della produzione, calo della produzione uguale calo dell'occupazione, ulteriore calo dell'occupazione, è un meccanismo. Sì, ecco, per cui la preoccupazione nostra è molto forte. Se a questo poi ci aggiungiamo la liberalizzazione degli orari, diamo il colpo di grazia alla piccola distribuzione. Ma questo è un problema, non è solo un problema dei commercianti, un problema occupazionale dei commercianti, ma è un problema di qualità della vita che conosciamo, un problema di servizio. Cioè, quando chiude, noi prevediamo, parliamo di Padova, provincia di Padova, il rischio è che a fine 2013 chiudano 800 esercizi commerciali di vicinato. Ci rendiamo conto di cosa vuol dire? Perché sono già in sofferenza questi? Perché sono già in sofferenza, soffrono per la crisi e soffrono per la grande concorrenza della grande distribuzione, che tiene aperto di domenica, che non ha problemi, o meglio, ha i problemi, però tiene aperto di domenica. Tenere aperto di domenica per il sistema di distribuzione vicinato non è possibile. Non è possibile perché? Perché sono delle microaziende e laddove anche c'è un commesso o 2 commessi, vuol dire un incremento dei costi a fronte non di equivalenti ricavi. Questo è il vero nodo.
Cosa stiamo rischiando in questo momento? O meglio, cosa sta avvenendo? Che si stanno spostando i ricavi dalla piccola alla grande distribuzione. Quindi l'avete proprio riscontrato. Però anche ma la questo grande lo stiamo riscontrando, c'è c'è proprio uno spostamento, ma in seno alla grande distribuzione C'è. c'è anche uno spostamento dei ricavi dal lunedì, per dire, a sfumare verso la domenica. Per cui non è che sia, perché alla fine se in tasca ci sono 100 lire, parliamo di 100 lire così diciamo una cifra impossibile, se io ho in tasca 100 lire non posso spenderne 120 o 150, sempre quelli spendo, o li spendo al lunedì o li spendo alla domenica o li spendo al piccolo o lo spendo, insomma. Quella è inutile illudersi, è inutile che Monti si sia illuso che aumentando il numero delle ore di apertura del sistema commerciale si stimolassero i consumi. Questo può funzionare in un momento di economia che tira, dove ci sono tanti soldi in tasca, per cui la gente non ha problemi a spendere e non ci pensa due volte. Si fa anche allettare, perché poi abbiamo passato il periodo degli allettamenti. Non ci pensa due volte non all'acquisto dell'abito particolare, ma oggi si pensa due volte ad acquistare un etto di prosciutto fra poco, se andiamo avanti così. Infatti, e allora cosa abbiamo guadagnato? Abbiamo messo in crisi un sistema. E ricordiamoci che il nostro territorio è la microimpresa, la piccola impresa che è diffusa. Ma questo perché poi voi avete parlato, avete interloquito, poi come Rete Impresa Italia, anche questo è importante dirlo, lei aveva la presidenza fino a poco tempo fa, anche con rappresentanti governativi, nei limiti del possibile, perché poi sappiamo benissimo le difficoltà che avevate a interagire. Sì. Che tipo di risposta o di sensibilità avete percepito, se ce n'è stata? Il problema è che tutte le tarature, ora facciamo un attimo un passo indietro, Rete Impresa Italia. Perché nasce Rete Impresa Italia? Per dare forza alla piccola impresa, alla piccola e media impresa. Perché? Perché quando il governo fa le leggi, i governi, tutti, tutti, che si sono succeduti, fanno le leggi, le tarano inevitabilmente sulla grande impresa. Quando c'è un incontro con le parti sociali, chi si chiama? Confindustria e i sindacati. Voi eravate sempre fuori dai giochi. CNA, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato. Che poi sono il nostro territorio. Che sono poi il nucleo forte. Se noi pensiamo che nella sola provincia di Padova questo raggruppamento rappresenta quasi il 60% delle imprese, anzi oltre il 60% delle imprese del territorio, la dice tutta. Assolutamente sì. La dice assolutamente tutta. Per cui Rete Impresa Italia nasce per poter dire qualcosa ai governi. E così è stato oggi. Quando ci sono le convocazioni viene convocata Confindustria, Rete Impresa Italia e i sindacati finalmente. Qual è il problema? Che si ragiona ancora come se si avesse davanti solo la grande impresa. Quando io ho sempre sostenuto ma non possiamo fare delle leggi, vedi le leggi sulla sicurezza, vedi le leggi, insomma non puoi farle, cioè non è possibile che in un'impresa che non ha un dipendente o che comunque ha un solo dipendente ci sia il responsabile per gli infortuni, il responsabile pronto soccorso, il responsabile incendi, il responsabile... Ma cosa vuol dire? In realtà tutto questo si trasforma in costi aggiuntivi in consulenze. Assolutamente. Perché ve lo immaginate l'unico dipendente che si autorianima? Cioè, mi sembra allora, ma è giustissimo però questa impostazione nella impresa di una certa dimensionalità. Certo, anche la fiscalità, insomma è tutta una serie di impostazioni che vanno in una sola direzione. Ma, esatto, però allo stato attuale avete risolto qualche cosa oppure non c'è stato nessun tipo di provvedimento? Allora, sotto certi temi, vedi sicurezza, il Sistri, eccetera, qualcosa si è fatto. Ora, sul tema delle aperture domenicali, quando abbiamo capito, noi abbiamo fatto il decreto, visto il fallimento totale col crollo dei consumi dell'8% e quando abbiamo capito che la consulta, perché c'è stato un ricorso alla consulta di Stato, quando abbiamo capito che non sarebbe andata a buon fine, o meglio, la consulta avrebbe dato ragione al governo, perché? Perché in effetti il governo non entra in merito alla legge sul commercio, che è una competenza delle regioni per Costituzione, ma entra nel merito della liberalizzazione. Lì siamo partiti con questa iniziativa di legge popolare.
Cosa vuol dire un'iniziativa di legge popolare? Noi vogliamo abrogare quel pezzo del decreto Monti che dice che intanto c'è una liberalizzazione totale, che è possibile aprire H24 e tutti i giorni dell'anno, ma vogliamo riportare la competenza alle regioni, come è giusto che sia e come è sempre stato. Vogliamo riportare questa competenza, quindi la raccolta di firme, servono 50.000 firme con la prassi normale dei referendum, per cui non sono firme buttate lì, certo, ma bisogna essere identificati da un pubblico ufficiale, bisogna andare nel comune di residenza, insomma c'è tutta una liturgia nella raccolta. Però il consenso è stato elevatissimo intorno a questa, ma non solo gli operatori commerciali, le commesse, se vogliamo, che sono parte in campo, ma il cittadino che dice, ma sì, in effetti a che serve? Serve a nulla. E quindi avete trovato una grande Abbiamo trovato una grande... Però state ancora raccogliendo, giusto? Noi abbiamo tempo fino a fine aprile. Qui nel Veneto mi sembra che siamo arrivati sulle 30.000 firme addirittura, 50.000 in tutta Italia ne servono. Il resto d'Italia come siete messi? Sì, bene, anche sì, abbiamo già superato, sì, non è il problema, ormai non si pone più quel problema, il quorum l'abbiamo superato, ma vogliamo continuare. Infatti ora il giorno 17 c'è un'iniziativa a livello nazionale, proprio ieri è stata fatta una conferenza stampa a Roma nazionale, rilanciamo la cosa. A livello territoriale stiamo raccogliendo molto bene. Il Veneto e la Lombardia sono le due regioni più sensibili. Addirittura. Sono le due regioni che stanno veramente macinando parecchio. Non è un caso. Io penso che non sia un caso, perché sia il Veneto che la Lombardia sono in realtà i due motori d'Italia. Certo. I due motori propulsori che spingono la locomotiva Italia. Cioè la locomotiva, ora non so più come chiamarla, diciamo locomotiva Italia o Fiat, certo, non so come, però insomma sono i due grandi motori che spingono l'Italia. E forse per quello c'è una maggiore sensibilità, una maggiore conoscenza di quello dei che può essere il problema. Forse qui si sta, insomma, c'è una certa qualità della vita e si vorrebbe continuare a tenerla. Quindi i negozianti soprattutto, però anche penso c'è il discorso delle commesse, no? Che sì, ci sono le commesse. C'è anche quell'aspetto lì, magari se ne parla. Assolutamente, le commesse che insomma, sono sottoposte a un lavoro. E in questo caso si salverebbero anche loro, ma certamente, perché se noi otteniamo l'abrogazione del decreto, di quel pezzo di decreto, ritornano le competenze alle regioni. Con la regione Veneto la regione aveva promulgato a fine 2011 la legge regionale sul commercio che prevedeva circa 20 aperture festive l'anno, che mi sembra, cioè noi non è che siamo contro, attenzione, le aperture festive, noi diciamo semplicemente che devono avere una logica. È assurdo tenere aperto 52 domeniche l'anno, a Natale, Capodanno, Pasqua, Epifania, eccetera. Non ha senso, bisogna aprire quando serve. Allora, dicembre va bene, novembre va bene, altre domeniche o festività durante l'anno vanno bene, però poi basta, non serve. È un sacrificio inutile per le commesse, per gli imprenditori e per tutto il sistema. Volevo chiedere un po' il suo parere per quel che riguarda invece la nuova legge sul commercio della Regione Veneto. Nel senso che è stata tanto attesa, doveva uscire per quanto riguarda le creazioni di nuovi centri commerciali, no? Quindi era stata fatta un po' una pressione in un certo verso, poi non se ne è più parlato assolutamente. Noi abbiamo avuto diverse richieste anche probabilmente da cittadini interessati al riguardo, ma cosa è successo? Ma noi diciamo questo, che la grande distribuzione è già troppo presente. Facciamo come dire, un cappello a tutto. Noi non siamo contro la grande distribuzione, noi siamo per un equilibrio tra grande, media e piccola distribuzione. Perché questo? Perché dall'equilibrio fra grande, media e piccola distribuzione il cittadino ha il massimo dei servizi. Con la piccola distribuzione ha quel servizio prossimale necessario, con la piccola e media distribuzione ha quel servizio importante per gli anziani, importante per tutti i cittadini, con la grande distribuzione sicuramente anche altri servizi, ma nel momento in cui tu rompi questo equilibrio penalizza tutti,
penalizza anche il cittadino, perché quando in un comune di 4.500 abitanti come Veggiano rimane un solo esercizio commerciale di vicinato alimentare, vuol dire fare dei chilometri per le cose più banali. Assolutamente, devi avere la macchina. Bene, chi non ha la macchina deve chiedere, dipende da qualcuno, l'80enne, sono dei problemi sociali non da poco e anche psicologici, perché la persona di una certa età che tutto sommato scende sotto casa, compra le sue cose, è autosufficiente, non ha bisogno di nulla. Io lo dico da anni, non ha bisogno di nulla, per cui è contento lui, sta bene psichicamente e socialmente non costa. La stessa persona, togligli un po' tutto, va in depressione, va ricoverato, va ricoverato in una struttura chiaramente di accoglienza ed è un costo sociale per la collettività. Vogliamo aumentare i costi? Ecco, la strada è giusta, è quella. Ma nella fattispecie questa nuova legge dovrebbe limitare drasticamente, anzi impedire e puntare su una ristrutturazione cittadina, già no? Qualcosa come 454 metri quadri di grande distribuzione per 1.000 abitanti. Alcuni anni fa la Comunità Europea ne raccomandava 150. Abbiamo già strasuperato. Abbiamo strasuperato. Ora il problema che si pone è un attimino capire la riconversione, cioè cosa fare. Si continua a autorizzare. Abbiamo una guerra continua, prima tocca Limena, poi 2 Carrare e poi qua. Poi, insomma, è un problema che bisogna fermare. Consideriamo nel centro delle città che ci sono delle aree dismesse. Non bruciamo più territorio. Ma soprattutto si tratta di ristrutturare questi territori. Si tratta di mettere a posto quello che c'è. Quando si parlava di Veneto City, no, che doveva nascere, io sono contrarissimo. Adesso non se ne parla più in questo momento. Per fortuna la crisi aiuta, certo. Quando si parla di Veneto City, che doveva nascere, bruciare del terreno incontaminato, ma se abbiamo a pochi chilometri Porto Marghera, allora pensiamo a recuperare delle aree dismesse, piuttosto che continuare a bruciare territorio, perché poi lo paghiamo con le inondazioni, lo paghiamo col dissesto idrogeologico. I sindaci penso che adesso dovrebbero essere abbastanza sensibili in questo senso, no? Disponibili, teoricamente. Io penso che ormai le cose sono conosciute, però bisogna sempre ricordare, è bene. Assolutamente. Torniamo su questi argomenti, affrontiamo anche altri per capire un po' una politica più generale. Andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora insieme. Buongiorno dottoressa, secondo me è utile tenere aperti i negozi nei giorni utili, non la domenica. Angela da Treviso, ecco qui un'altra sostenitrice delle aperture nei giorni utili. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, ritorniamo qui, vediamo un po' andare anche nella politica generale. Quello che sta succedendo in questo momento, come lo vedete voi e soprattutto che prospettive ci sono? Perché c'è molta paura, lo vediamo poi spesso dai messaggi, anche dalle telefonate quando ci sono dei telespettatori che non vedono vie d'uscita. Il settore del commercio poi quello che è esposto in prima fila sostanzialmente, perché vede dei cali paurosi e non c'è un attimo di tranquillità, di prospettiva che si possa muovere. Ci sono segnali che dicono sì, se le aziende si volgono all'export, però la risposta giustamente non è che tutte le aziende si possono volgere all'export, bisogna muovere i consumi interni e non sembra che ci sia una seria intenzione a questo riguardo. Voi come la vedete nel panorama attuale? È così, la nostra economia è tarata molto, il nostro assetto produttivo è tarato molto sui consumi interni. L'export è importantissimo, è vitale, è fondamentale, però se all'export non si accompagnano anche un decoroso consumo interno, la nazione fa fatica, soprattutto una nazione come l'Italia che ha una taratura maggiore sul consumo interno. Naturalmente bisognerà aumentare sempre di più la percentuale di export e l'Italia ne ha tutte le qualità e le prerogative per farlo. Però qui la questione è complessivamente difficile.
Beh, piccola battuta, i commercianti fanno fatica a fare export. Per esempio, esatto. E non abbiamo neanche, sono... la vocazione turistica del nostro paese, che sarebbe straordinaria, non è sfruttata nel modo opportuno questo è un per altro poter... problema. Questo è un altro problema. Noi abbiamo Ne si sta facendo niente. Noi oggi paghiamo non quello che è successo, che sta succedendo oggi, ma quello che abbiamo costruito nei decenni passati. Non è che possiamo svegliarci una mattina e diciamo «Oh caspita, ho 2.000 miliardi di debito». Non possiamo svegliarci una mattina «Oh caspita, ci sono 80 miliardi di corruzione, la Corte dei Conti ha accertato quello», lo sapevamo tutti, no? Assolutamente. «Oh caspita, ci svegliamo una mattina, l'inefficienza della macchina pubblica, costa soldi anche quello». Non è così il discorso, non facciamo ricerca, non abbiamo neanche soldi per fare ricerca probabilmente, stiamo trascurando degli aspetti fondamentali come la ricerca, l'istruzione, stiamo veramente facendo ogni giorno dei piccoli passi indietro, è pericolosissimo. Sì, infatti. Allora, noi non possiamo più permetterci non è giusto dire fare le cicale, perché il popolo ha fatto poco le cicale, qualche frazione l'avrà fatta, ma qui se andiamo a vedere c'è un sistema veramente incredibile. Vediamo che ci sono dei soldi spesi alla Regione Lazio in un certo modo, centinaia di milioni di euro, parliamo di 30 milioni, nelle altre regioni forse meno, ma comunque più o meno siamo là. E allora mettiamo insieme tutti questi numeri, mettiamo insieme gli altri numeri, pensiamo all'inefficienza, pensiamo... Allora, io sono anni, ora sento a tutti i livelli che è un esempio ripreso, sono anni che dico, perché a Padova una siringa costa 3 centesimi, 7 centesimi, quello che costa, e altrove arriva a costare €1, spiegatemelo, vorrei capirlo, perché probabilmente noi usiamo delle porcherie e allora dobbiamo tutelare i nostri, oppure chi spende €1 forse fa delle cose che non vanno bene, cerchiamo di capire, no? Non è possibile andare avanti così. Allora la sanità diventa una grave voce di spesa. E allora cosa si fa quando c'è una grave voce di spesa? Si taglia. Come si taglia? Verticale. Cosa vuol dire? 10% a tutti, taglio orizzontale a tutti. Sì. Tremonti, per recuperare un po' di miliardi, cosa ha fatto? 10%. Perfetto. Allora Padova, dico Padova per dire il sistema Veneto, dove si è molto attenti negli acquisti, ti penalizza. Dove un posto letto, fatto punto 100 un posto letto nelle strutture sanitarie venete, padovane in particolare, se andiamo in altre strutture sanitarie di altre regioni, parliamo anche di 370, Certo, sì, sì. E allora, perché? Per non saperle, cioè no, per pensare male, penso male. E tutto quello che sta succedendo mi fa pensare sempre peggio. Allora, la Corte dei Conti dice... Tenendo conto che poi da noi i cittadini pagano anche un ticket più alto rispetto in altre regioni, sì, quindi non dice ma perché, per quale ragione, costa tutto di meno, io devo anche pagare di più e ho dei servizi. E allora, ragioniamo un attimo. Il problema non è il costo della politica, cioè allora si addita al consigliere, ci sono troppi consiglieri comunali, diamine €200 al mese? Non sono quello, ci stiamo prendendo in giro. I veri costi della politica sono tutti i soldi che vengono spesi in rimborsi elettorali, in, come si chiamava nel Lazio, contributo per il contatto col territorio, 100.000 euro ad ogni consigliere, oltre la paga, oltre tutto quello che percepiva, cosa che succede più o meno anche nelle altre regioni. Non è che Lazio... Tutte queste robe devono sparire. Quando valgono? Allora abbiamo detto 80 miliardi della corruzione. Quanto costa l'inefficienza pubblica? Le famose siringhe o macchine o robe varie? 100 miliardi? Perfetto. E quanto costa tutto il resto? Mettiamo insieme, scopriamo all'improvviso che lavorando bene, se noi avessimo il driver, il guidatore, l'autista della macchina pubblica, capace, insomma, onesto, corretto, stavo aggiungendo io credo che se cominciamo a fare i numeri, 80 di corruzione, 100 di
soldi buttati via, la macchina pubblica politica non so, ne costeranno altri 40, magari sto sottostimando, costa nel senso che viene elargito in più, arriviamo a delle cifre importanti. Probabilmente in 5-6 anni, 7 anni, 8 anni, potremmo abbattere il debito pubblico, che vorrebbe dire tagliare di 70-80 miliardi il costo annuale per... vanno però a toccare come sempre interessi di intoccabili. Gli interessi sul debito pubblico. Ora, è sicuramente utopistica la visione, però se sappiamo che l'effetto corruttela sono 80 miliardi, se sappiamo che mettiamo insieme, è ora di finirla. Ecco perché poi c'è la reazione, che direi giusta, la reazione a votare Grillo. Io credo che sia stato un voto di la gente si è stufata. Come la vede adesso la situazione? La vedo brutta, ma brutta perché siamo in una fase di blocco totale. Però d'altronde capisco pure tutti quelli che hanno votato Grillo e capisco tutti i cittadini che non ne possono più, perché noi ogni giorno combattiamo quotidianamente. I politici no, è ora di finirla. I grandi, poi non solo i politici, i grandi manager pubblici che hanno stipendi importanti, c'è gente che guadagna al giorno, quello che un impiegato, un operaio prende al mese. Non va bene in questo momento, c'è una difficoltà incredibile nel Paese. Infatti, e allora la gente si stufa e dice basta. Tra le difficoltà che sono state riscontrate anche il rapporto con le banche, e questo l'avete anche lamentato di recente. Come sta andando? Che cosa si può fare? Questa diventa un'emergenza fondamentale. È un'emergenza perché... C'è anche il rating? Sì, perché poi siamo stati declassati l'altro venerdì, ma giustamente Fitch ci ha declassati perché dice non ci sono le condizioni di stabilità politica tale che garantiscano una stabilità economica alla nazione. Però anche dare sempre ascolto a queste agenzie. Sì, sono d'accordo anch'io. Perché ne hanno combinate di cotte e di crude, abbiamo visto che dentro c'è di tutto. Sono d'accordissimo. Meno che quello che e lì bisognerebbe essere. Fare un'altra analisi sulle agenzie di rating, però partiamo dall'analisi da fare sulle banche, perché le banche, allora, o si fa banca o si fa finanza, cioè o si gioca al casinò o si fanno i servizi di finanziare le imprese, raccogliere il risparmio. E sono cose diverse da giocare al casinò, perché quando tu compri o investi o crei dei prodotti derivati o giochi sui futures, su quello che succederà, ma secondo me è una scommessa. È una scommessa, certo. Cioè tu scommetti sul futuro, addirittura si scommette se uno Stato fallisce o si salva. Sì. Insomma, allora, queste sono cose che... Ma mi sta bene, uno lo vuol fare, lo faccia, ma poi non può intervenire lo Stato, l'ente pubblico, a ripianare, a mettere soldi. Sono stati messi miliardi e miliardi nelle banche. Infatti, forse in Italia ancora non c'è una dimensionalità, ma pensiamo all'America. Sì, però veramente nel contingente, pensando un po' anche ai cittadini come la vivono, che cosa dovrebbe fare, e quindi la soluzione, il piccolo, per poter lo so che viene da ridere, forse neanche voi avete la risposta, però c'è qualche strumento, qualche cosa, qualche progettualità che potrebbe servire. Allora, alla fine chi viene penalizzato è sempre la povera gente, questi sono è verissimo, però è realistico. Alla fine, ma è quello che vediamo e si reagisce a questo. Chi viene penalizzato? È la povera gente, l'imprenditore che lavora. Ma perché non si è voluto neanche facilitare il piccolo imprenditore? Non si crede non più. Non gliene è fregato niente a nessuno, non gliene è fregato niente a nessuno di chi lavora, di chi ogni giorno fa il suo onesto lavoro, di chi ogni giorno può fare l'impiegato, l'operaio o l'imprenditore. Oggi gli imprenditori sono veramente in trincea, ogni giorno c'è gente che si suicida perché non ce la fa.
Ed anche questo si parla veramente pochissimo. Adesso anche coinvolti imprenditori del commercio, tra le altre cose. Ma è pazzesco. E là, appunto, le banche purtroppo... Esatto, voi che strategie potete consigliare? Noi mettiamo in campo le nostre cooperative di garanzia del credito, sicuramente una mano... Funzionano? Funzionano, assolutamente. Però funziona nel momento in cui c'è ancora la possibilità di intervento. Qui il problema è che quando una banca ti ha tolto gli affidamenti, quando una banca quando tu hai perso, o comunque quando il tuo lavoro hai delle insolvenze e quindi hai bisogno di maggior credito che le banche fanno fatica a darti perché hai già il tuo credito, aggiungerne altro con rating e menate varie si fa fatica, sicuramente i confidi hanno dato e stanno dando un grande aiuto, questo sì. Bisogna dare una mano maggiore ai confidi, quindi bisognerebbe mettere dei soldi da parte dello Stato nei confidi, intervenire, perché 1 milione messo in un confidi genera 20 milioni di garanzie. Sì, infatti, questo di senza dubbio, però recepito questo messaggio, c'è un utilizzo sufficiente? A livello territoriale sì, perché per esempio anche la Camera di Commercio di Padova sta entrando nel capitale di alcuni confidi, immettendo 5 milioni, per cui... E questo può essere di aiuto, di supporto? Assolutamente, perché questo dà una capacità aggiuntiva maggiore di garanzia ai confidi, per cui si vanno a risolvere dei problemi, però purtroppo la situazione è veramente... complessa. Allora, andiamo in pubblicità, poi voglio parlare anche del discorso degli affitti, perché ci siamo stati più volte sollecitati in questo senso, dicendo che non parlate mai dei problemi delle banche che hanno i locali che vengono adibiti a negozi che stanno alzando il canone di locazione, bisogna parlare un po' anche di questo e giustamente lo affrontiamo insieme, e poi anche della TARES, che sta arrivando e che colpirà in modo anche pesante il settore del commercio. Vedremo che cosa si può fare a riguardo e come vedete anche di sistemare la questione dell'IMU, che è stata altrettanto e continua ad essere una batosta, perché poi per il momento non vediamo nulla. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, dobbiamo affrontare anche i temi, si sono un po' pesanti, è vero, però esistono, le persone hanno bisogno di sapere che si conoscono, che è un problema che per il momento non ha soluzione, però. Locazioni, canoni di locazione, stiamo vedendo chiusure continue, esasperanti dei nostri centri cittadini, e non solo, perché questi canoni di locazione stanno svettando e i proprietari di immobili in genere sono non il privato cittadino ma le banche. Avete affrontato questo problema? Dunque, partiamo anche qua dal 2004, dal 2000, agli anni 2000. Abbiamo sollevato un problema fondamentale, che è quello degli affitti. Gli affitti, se abbiamo fatto un'analisi all'epoca, abbiamo visto che solitamente l'impennata in un'area era data dall'arrivo di una banca che prendeva tutti i locali. La banca non ha problemi a pagare affitti. Sì. Questo provoca come dire, droga un po' il mercato verso l'alto. Quando un negozio rimaneva vuoto, rimaneva affitto, in attesa sempre o di una banca o di un negozio di telefonia. Nel 2004 finalmente siamo riusciti, allora era sindaco la Giustina Destro, siamo riusciti a ottenere una delibera consiliare che imponeva l'apertura massimo di una sola vetrina a piano terra e lo sviluppo delle banche ai piani superiori. Che era una cosa... Ma è una cosa importante. Allora, primo in termini di sicurezza, diventa ancora più sicura la banca. Secondo, costa meno alla banca, alla fine questo potrebbe significare anche una riduzione dei costi, ma soprattutto non andiamo a drogare il mercato degli affitti, cioè lo riconduciamo in un ambito commerciale vero. Bene, fatta la delibera a seguito delle pressioni nostre, delle categorie del commercio, morale della favola, ad oggi non è mai stata attuata. La delibera non ha mai avuto attuazione. Mai avuto attuazione. Nel frattempo i prezzi sono andati sempre più alle stelle.
sono andati sempre più alle stelle, sono cresciuti sempre di più, oggi siamo arrivati a delle situazioni tali che un piccolo negozio, un commerciante di non grandi come dire, fatturati, deve chiudere, deve abbandonare, spostarsi dal centro, andare via. Allora, finché viene rimpiazzato, il centro continua a vivere. Però il problema è che c'è sempre meno gente in grado di dare quei soldi che vengono chiesti e che venivano pagati prima. C'è sempre meno gente. Chi è ancora in grado di farlo? È ancora in grado di farlo le banche. Sono ancora in grado di farlo. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire anche oscurità. Andiamo in centro, non so, nelle piazze, vediamo un'infinità di sportelli bancari. Certo, no, ma che questi tolgono anche, non ci sono vetrine, non c'è possibilità, quindi... Come dire, hai il deserto perché chiude, alle 4:30 chiude la banca, per cui si blocca un'area. È una situazione difficile. Assolutamente. Chiedo conferma alla regia se c'è una telefonata perché non ho capito bene. Pronto? Pronto? No, niente. No, niente, c'è l'attesa, abbiamo sbagliato. Prego, scusi. Sì, ma questa era un'azione però, che era stata... questo è stato fatto. Adesso allo stato attuale... La proprietà immobiliare chiaramente aspetta le offerte alte. E quindi manda fuori intanto, quindi ha alzato i prezzi, manda fuori... Certo, e tiene piuttosto vuoto, piuttosto che... Ma oggi le attività di vicinato non reggono assolutamente, come dire, certi affitti, certi costi, perché tu hai l'affitto elevato, il costo del personale importante, poi hai la tassazione, l'IMU, è esatto, uno delle noci, era meglio l'ICI se vogliamo, qui ormai si va a 2 volte e mezzo. Infatti anche giustamente un telespettatore ha scritto ma non si arriva neanche alla fine del mese e i negozianti, anche chi opera nel settore del commercio non ce la fa perché non ce la facciamo. Non riesce a vendere a sufficienza. Assolutamente no. Adesso con la TARES si parla di cifre astrofisiche. Sì, ma è tutto si sta spremendo un limone che è già prima spremuto. che, tanti ci hanno chiesto, ma prima che venga fuori da pagare, noi non ci stiamo si può fare un'azione forte? Sì, sicuramente c'è un problema di intervento. Allora, l'intervento lo stiamo facendo, stiamo portando avanti, indubbiamente, però fai poco. Facciamo l'esempio dell'IMU. Probabilmente all'epoca non c'erano neanche i soldi per pagare gli stipendi pubblici e si è introdotto anche per una rifinanziamento. Sì, però sembra che sia servita per pagare la banca adoniata. Vabbè, questo può anche essere, però all'epoca quando è stata c'erano delle gravi difficoltà, cioè quindi quando tu arrivi a certi livelli di sofferenza, lo Stato contrasti poco. L'aumento dell'IVA, per esempio, ecco, quello è un altro l'aumento problema. di un punto percentuale dell'IVA che doveva dare un gettito invece di 7 miliardi e mezzo. In realtà mancano 3 miliardi e mezzo all'appello. Perché? Perché la gente ha speso meno. Ma infatti l'assurdo è proprio questo. Ma è proprio quello, tu deprimi i consumi di più. È ovvio, cioè è naturale che adesso aumentano, se aumenteranno un altro punto in percentuale l'IVA, le persone ci pensano 27 volte prima di comprare qualche cosa. Ma sì, ma perché o non lo fanno proprio. Non li hai i soldi. Questa è la realtà. Ma può servire un'azione forte, congiunta a livello nazionale da parte delle categorie, visto che ormai siete unificate come l'abbiamo ben ribadito? Noi stiamo facendo azioni forti congiunte, però il problema, anche sull'IVA, non siamo riusciti a bloccare dal 20 al 21, forse riusciremo a bloccare dal 21 al 22, ma non è solo merito nostro, è merito che stiamo andando a peggiorare sempre di più i consumi, per cui anche l'ultimo asino che si dovesse trovare a fare il ministro, che so io, capisce che se continua ad aumentare la tassazione IVA continuerà ad avere meno soldi, mentre come è già successo per il primo aumento, ti aspettavi 7 miliardi e mezzo, ne hai ricevuto 3,5 in meno. Se passiamo a 22 probabilmente
Non lo so, Certo, può essere pure che c'è elettroencefalogramma piatto. Un'ultima battuta, che dopo siamo in chiusura. Lei si occupa anche di manifestazioni fieristiche di un certo tipo dove c'è l'investimento, ovvero Arte Padova, l'arte e dall'altro l'antiquariato. Abbiamo Antiquaria che poi sarà tra pochissimi giorni. Anche lì il settore dà dei segnali molto importanti. Si dice che però a un certo livello le persone i soldi ce li abbiano, ma sono bloccati negli investimenti perché hanno paura Hanno paura, dei controlli. Allora, in Italia ora è passato una visione che è quella che chi compra automobili, chi compra, non per niente le auto, il mercato delle auto perde il 26%, chi compra auto, chi compra nautica, ma anche piccolina per carità, chi compra oggetti antiquariato o chi compra arte, fondamentalmente può essere un evasore. Reazione qual è? Perché il rischio, la paura genera cosa? Il blocco. Si è fermato un mercato, è morto un mercato. Il collezionista italiano di opere d'arte non compra più in Italia, compra all'estero, in America. Eccola che abbiamo quindi... le aree sono due, tre diciamo, Germania, Svizzera, America, Stati Uniti. Ecco, questi sono, alla fine, la nautica, non abbiamo più i diportisti nei porti italiani, si sono spostati. Chi da Genova, a pochi chilometri, nella vicina Francia, chi a Venezia, nella vicina Slovenia, Croazia. Questo abbiamo ottenuto. Allora, non è in questo modo, le tasse bisogna pagarle, perché nel momento in cui non si pagano le tasse si crea nel mondo dell'impresa una concorrenza assolutamente sleale, quindi le tasse vanno pagate, meno bisognerà, però vanno pagate, però non è questo il metodo per farle pagare, non è questo il metodo, questo è il metodo solo per comprimere di più i consumi, ci sono tanti altri metodi, cioè se uno non ha reddito, vai a vedere un attimo quante macchine possiede, quante case possiede. Abbiamo un cervellone che ha tutti questi dati, movimenti bancari, il PRA, l'automobilistico, ha la conservatoria dei beni immobili, tutta la movimentazione. Però cercare di non creare terrorismo, perché altrimenti blocca anche il settore assolutamente anche turistico, e poi gli alberghi abbiamo visto che ne hanno risentito. Non serve a niente. Allora, detto questo, la ringraziamo di essere venuto con noi in trasmissione, ringraziamo i nostri telespettatori, noi come sempre ci ritroviamo domani e vedremo poi, speriamo più avanti, di darvi qualche notizia quando però qualcosa si sarà anche sbloccato a livello politico. Grazie ancora.